La già gloriosa discoteca della Gioventù Nuorese anni 80 e primi 90 è stata devastata da un incendio. Un cortocircuito, hanno detto i vigili del fuoco, e non deve essere altrimenti, considerato che il locale sulla collina nella strada tra Siniscola e Santa Lucia è vecchio e non più curato come ai bei tempi. I danni ammontano a circa 30.000 euro. A marzo del 2012 il locale doveva riaprire i battenti con il concerto de Ruia Carrera, la band ska punk di Siniscola che avrebbe presentato il nuovo CD. I locali della discoteca, che nel corso del tempo ha cambiato tanti nomi, ma è conosciuta in tutta la Sardegna come bandiera gialla, il marchio scelto da una gestione di qualche decennio fa, è ora gestito da due organizzazioni composte da ragazzi del posto. La Maus Eventi di Thomas Mazzuzzi, Andrea Melis e Stefano Cazzetta e la Ozzy Eventi di Luca Stara e Michele Chessa, che la utilizzano saltuariamente per feste ed eventi musicali. Nel corso di questi ultimi anni il capiente locale ha ospitato concerti musicali, serate a tema e feste di carnevale. La discoteca della generazione dei fenomeni. Il DJ Mauro Blues, per l'anagrafe Mauro Caprari, ha passato una vita a mixare musica dietro centinaia di console o appollaiato sopra i seggiolini di 1000 batterie, sempre troppo piccoli per i suoi 130 kg di stanza. Una vita a divertirsi e far divertire gli altri. Ora, a buon diritto, può entrare nella galleria dei piccoli grandi uomini di spettacolo della vita notturna della costa nuorese. Ci racconta: negli anni 70 mettevo musica al Bandiera Gialla di Rimini e facevo il turnista nelle case discografiche di mezza Italia, suonando la batteria per i gruppi più in voga nell'epoca beat. Poi il Bandiera Gialla l'ho trasferito anche a Santa Lucia. Per un paio d'anni è andata bene. Ora, purtroppo, quel locale è chiuso e vanno di moda i localini e i disco bar. E io vado in giro dove mi chiamano e c'è voglia di divertirsi. Si trova nella strada tra la Caletta e Santa Lucia. Ecco qua. Siamo nella pista da ballo. Qui c'è il ristorante. Ma il Bandiera Gialla che conosco io era all'interno, si ballava all'interno. Oh mamma, è stato murato. Qui cosa abbiamo? Proviamo ad andare dall'altra parte. Vedete?
questa parte sembra ancora usata, utilizzata. Andiamo nella parte più antica. Sì, il bandiera gialla era qua dentro, la discoteca. Entrate qui, ma mi sa che dentro non è possibile entrare. Forse si può avere una visione del locale, dei finestroni. Vediamo cosa si riesce a vedere. Sì, allora provo a farvi vedere da qui.